I'm not a writer. Mannaggia, se sono duri da togliere. Quanti da moto. Lo spacca, distruggi. Sono arrivati gli specchi nuovi. Fantastico. Perché forse sei basso, non vedi? Eccola, così vedi il mio tramazzamento. Adesso ho perso, eccolo qua, questo qua. E facciamo un lada alla volta. Vabbè, questo viene via facilmente. Un pezzettino, piano piano, un po' alla volta, che non si spacchi. Ok, e adesso mi vai così, così, inizia a piovere. Eccola, lo specchio nuovo l'ho preso un po' più largo, così se faccio un po' di macelli nei bordi siamo a posto. Rialzati biondo. Perfetto. E via. Adesso qua ci si mette quello nuovo. E se non adesso perché non ho silicone dietro. Però intanto smollo. Poi l'altro, qui questa è la cucina. Ma qua si può fare anche senza guanti. Perché abbiamo detto questi 4 qua. Che vengono via come burro. Sì, perché hanno un biadesivo normalissimo. Che con molta voglia di fare toglierò. Che morbido che è qua, perché c'è l'armadio. Vabbè. Ok, e questo anche che è molto osceno, però senza rovinare sotto, mi raccomando. Altri quelli del cesso. Se non lo smazzullo. Porca troia, il macello ogni volta. Eccolo qua squartato, qua tutto squartato, qua squartato, qua sono riuscito a togliere anche quello che aveva una vite, aveva lo stemma che copriva una vite e l'ho attaccato col silicone, quindi tolto quello e via, dai. Ho comprato le rondelle nuove. Sembra un cazzo. No, stai in più. Allora, uno specchio l'ho attaccato qua. Questo che qua non torna. Vabbè, vediamo adesso le misure, cosa abbiamo combinato. C'è questo che secondo me va davanti, vediamo che altre misure c'erano. Deve essere questo, no? Cacchio di misure ho preso. Sai che droga mi sono fatto quando ho preso le misure. Porca miseria. Questo è sbagliato, è tagliato. Allora, questo è il più interessante, che andrebbe qua, secondo me sì, perché dopo l'altro lo andava nel bagno. No, perché non basta neanche, quindi andava per forza lì. Guardalo, pezzo one, e dopo qua ci metterò altre foto, adesivi, vedo di tappezzare. Qua sotto invece c'è quello grande col logo, le puntine del mondo, che devo ritagliarlo. Ma quanti autoregali, cazzo, bellissimo anche questo, bellissimissimo. Cazzo di là, questo fracca, 20 euro su Amazon, buono cazzo, molto buono. E che ho fatto la mezza cacchiata perché adesso vabbè, mi deve arrivare adesso un materasso a breve, vabbè, ricambierò di nuovo, dai. Questo è 2 piazze, così bestemmio meno quando faccio il letto, perché ho più pezzi che mi avanzano. Bellissimo cazzo, ma non è solo i cuscini. Aspetta, tu vai di qua, stai più in là, tu là. Bravo. Allora questo lo metto via, che è
quell'altro, quello con i nomi delle città su legno, così e così, e vai nell'armadio delle cose qua, queste cose. Eccolo, guarda, ciao Bombolino, benvenuto. Benvenuto nel mio camperino. Aspetta, perché da una parte in teoria c'è il culo del Volkswagen e dall'altra c'è il muso. Sì, bellissimo, quindi va dalla parte del muso per di qua così. Adesso senza ammazzarci, prima mi stavo già suicidando. Sta cazzo di scaletta, devo cambiare anche quella. Sospetto il falegname che mi faccia il preventivo per la scaletta di legno. Stupendissimo. E adesso scendi, no, eccolo là, trovato. Bello cazzen, stupendo. La la la. Oh, continuano a rompersi a mille i PC della GoPro. Tazzi ne ho presi una decina, è una roba incredibile, c'è qualità proprio di merda. Non so, cioè tu la agganzi, fa clic e salta, stacca. Sì, che faccio anche piano. Cosa è arrivato? Bellissimo il microfono. Quanti mesi è che svangavo i coglioni? È da 4 giorni. Vedi che non ho molto entusiasmo, è da 4 giorni che era lì in scatola, no? Che era già arrivato. Solo che tra il lavoro, una roba e l'altra, non ho più quell'energia psicofisica che avevo prima per godermi le robe. E quindi dopo mesi e mesi che svangavo le palle per averlo, adesso che ce l'ho, è rimasto fermo 4 giorni. Adesso lo proviamo subito. Anzi, ho paura che mi manca la custodia, deve ancora arrivare, perché questo ha un ripetitore wifi dietro e quindi c'è bisogno della custodia della GoPro più larga che io ancora non ho. Cosa c'è dentro? Allora c'è, vediamo, dove è il microfono? Il microfono è, manca il microfono, quei piccoli dettagli. Ah, eccolo qua. Allora c'è il microfono, questa qui per attaccarlo, questo qui il paravento e questo si chiama il backpack, quello che va dietro alla GoPro. Anche la custodia impermeabile, questa non sia lo stesso materiale di merda delle cose della GoPro, se no. Qui là, appena detto, no, non ti sei rotto almeno, no, ok. Allora, io adesso me lo sono messo qua per provare a vedere se ho fatto il pairing correttamente. Bisognerebbe che metto la GoPro qua un attimo e continuando a tenere lo stesso tono di voce senza alzarlo, continuo a parlare da qua. Bisognerebbe vedere se si sente uguale. Proviamo.